non abbiamo riscontrato non solo denunce, se non in un caso una denuncia anonima, ma neanche una particolare collaborazione, tranne in un caso, da parte dei soggetti che riteniamo fossero stati assoggettati dal sodalizio mafioso in contestazione, in relazione ai quali abbiamo raccolto i gravi indizi di colpevolezza che hanno portato alla misura cautelare odierna. Procuratore della carcere, ancora arrivano ordini nonostante il regime di detenzione. Sì, attenzione, non detenzione semplice, qui parliamo di detenzione in alta sicurezza. Ora, se le parole hanno un senso, alta sicurezza dovrebbe significare che chi è ristretto non può in alcun modo interloquire con l'esterno del carcere. Invece in tutte le indagini, e compresa in questa, ancor più in questa, si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Io penso che chi di dovere dovrebbe prendere qualche provvedimento, perché esiste una struttura pubblica che controlla le carceri e probabilmente qualche iniziativa sarebbe opportuna, la attendiamo da anni. Procuratore, come si interviene per fronteggiare questa falla nel sistema carcerario? Bisogna impedire che questi telefoni entrino e bisogna impedire magari che se anche entrino funzionino, perché esistono vari sistemi che si dovrebbero cominciare a prendere in considerazione. Una criminalità più raffinata, il pizzo diventa provvigione e diciamo, gli estorsori diventano procacciatori d'affari. Sì, questo è un sistema di camuffamento del sistema estorsivo che a nostro avviso e sulla base delle indagini svolte è emerso in questo caso, e cioè invece di incontrarsi in un'area di servizio, in una campagna spersa o in una cantina per consegnare in contanti la mazzetta al soggetto mafioso, si fa un contratto regolare che ovviamente è solamente una copertura per giustificare poi il movimento di denaro verso il sodalizio. Alla luce di questo, la zona è quella della Cese, ma può avere altre diramazioni? Guardi, no, le indagini riguardano esclusivamente quella zona, i territori immediatamente limitrofi, quindi parliamo della Cese. Sì. Alla luce di questa modalità da voi individuata, come si fa a rendere più conveniente per un imprenditore assoggettato rendere più conveniente e denunciare rispetto che rimanere assoggettato alla rete criminale? Ma diciamo che dovrebbe esserci una deterrenza, nel senso che bisogna che capiscano che esiste un reato che si chiama favoreggiamento se non vengono rese le dichiarazioni, se vengono rese dichiarazioni false che in qualche modo consentono a chi commette reati di farla franca, e quindi questo dovrebbe essere in primo luogo capito. E poi un problema più ampio di civiltà, un'economia, un'impresa che opera in una zona libera da condizionamenti è un'economia sana. È un'economia malata invece l'economia dove per fare gli affari devi rivolgerti piuttosto che al mafioso di turno, a colui che ha questa veste criminale riconosciuta sul territorio, perché a quel punto non è più l'imprenditore più bravo, più capace che riesce a guadagnare, a farsi spazio, ma è quello che è più vicino e che è più soggiacente alle organizzazioni mafiose. Quindi ci sarebbe un problema etico e poi c'è un problema giuridico, perché noi procederemo contro chi non rende la collaborazione dovuta, perché nel momento in cui si viene interrogati dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria si ha il dovere di rendere delle dichiarazioni vere. Se le rende, si rende false, c'è un reato e ci sono delle pene molto severe.